Alla fine dell'anno si fanno sempre i bilanci e si comincia a pensare a come sarà l'anno che verrà, in questo caso il 2022. E dobbiamo dire che il 2021 si caratterizza per essere stato l'anno della disinformazione durante una pandemia. E il rapporto del Censis ha fornito una fotografia chiara di questo fenomeno. Per il 49,7% degli italiani la comunicazione dei media sull'epidemia sanitaria è stata confusa, per il 39,5% ansiogena, per il 34,7% eccessiva, solo il 13,9% pensa che sia stata equilibrata. Ma le fake news hanno rappresentato sicuramente il grande nemico della credibilità dei media, il motore della post-verità e possiamo dire senza temere di essere smentiti che non si tratta di fenomeni a carattere episodico o casuali, ma si tratta di cose sistematiche. Le notizie false, la disinformazione, come l'uso strumentale e manipolatorio dell'informazione per andare a fare una specifica narrazione, per far vedere una precisa visione del mondo. Quindi disinformazione come informazione senza alcuna attinenza al reale, ma con l'intento manipolatorio. Si vanno a sfruttare i flussi informativi per fare confusione nella rete. Ma se la confusione, la bulimia comunicativa ha colpito tutti, il web rimane sicuramente l'ambiente privilegiato in cui si sono prodotte e sviluppate disinformazione e notizie false. 29 milioni di italiani hanno dichiarato al Censis che la situazione di emergenza sanitaria li ha visti imbattersi in notizie che poi si sono rivelate false o sbagliate. Ecco, deve cambiare completamente il clima e dobbiamo pensare ad un 2022 dove la verità, l'etica possano vincere rispetto a questa situazione in cui le fake news hanno dominato le nostre vite.